Venerdì 17 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti, buongiorno. Oggi andremo a Borgonuovo, un quartiere di Palermo segnato da anni di abbandono, dove però c'è un importante lavoro che fa la parrocchia. Incontreremo il parroco Don Antonio Garau e poi conosceremo le opere di innovazione per il progresso della nostra regione della Fondazione Samotrace. E poi sarà con noi in studio Arianna Mortelliti, che è una giovane promettente autrice di romanzi, che è anche nipote del grande Camilleri. Ma prima di tutto cominciamo con le notizie della mattina. A Catania oltre 100 carabinieri impegnati dall'alba in una maxi operazione antidroga in provincia tra Giarre, Riposto e Mascali. 10 arresti. Una maxi operazione in corso con l'impiego di oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania, che sin dalle prime luci dell'alba sono impegnati nell'operazione Caronte tra Giarre, Riposto e Mascali nel catanese, con ordinanze di misura cautelare nei confronti di 10 persone, 2 delle quali minorenni, e per cui è intervenuto il tribunale competente, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di droga. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania e condotta dai carabinieri di Riposto, ha fatto emergere un'organizzata piazza di spaccio nel comune di Riposto. Ancora a Catania è inchiodato dalle immagini della videosorveglianza l'uomo che aveva commesso una rapina a un distributore di bevande del centro storico, minacciando di morte un cliente. Eccolo durante le fasi della rapina al distributore H24 di bevande e snack del centro storico di Catania. È lo scorso 14 febbraio quando il 37enne, all'interno dell'attività, dopo aver sorpreso alle spalle una persona e averla minacciata di morte, le ha rubato tutto il denaro che teneva nella tasca del suo giaccone. Le indagini svolte su direttiva della Procura Etne hanno permesso, grazie alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, di individuare nell'uomo colui che ha commesso la rapina. Inoltre il 37enne, pochi giorni dopo, è stato sorpreso con gli stessi vestiti indossati nel corso della rapina e con le chiavi di casa della vittima. A questo punto l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere. E ancora un incidente stradale mortale in Sicilia. A Noto 2 ragazzi in scooter si sono scontrati con un'auto, purtroppo è morto un sedicenne, gravemente ferito l'amico di 15 anni. La procura di Siracusa indaga per omicidio stradale. Ho sentito io le ambulanze, ho sentito tutte le sirene delle forze dell'ordine e poi, sentendo così, ci siamo svegliati e abbiamo saputo che c'era stato questo incidente nelle vicinanze. Ti ricorderemo per la tua dolcezza e la voglia di sorridere. È il post pubblicato dalla scuola calcio dove si allenava Francesco, quasi 17enne, morto nell'incidente stradale in via Aurispa a Noto. Per cause ancora da accertare, il suo scooter si sarebbe scontrato con un'auto che proveniva dal senso opposto. Un sabato sera difficile da dimenticare, soprattutto per chi abita qui. È un momento veramente difficile per tutta la comunità ed è un momento di grande dolore per la città di Noto. Con lui c'era anche un compagno di squadra, un amico quindicenne, adesso in prognosi riservata al San Marco di Catania. Bisognerà capire di chi è la colpa. Per questo la Procura di Siracusa ha sequestrato i 2 mezzi e ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Certe volte vengono da qua, dalla discesa delle vie Maiole, qua dove ci sono i carabinieri, e non si fermano neanche, non incrociano là. E anche la scuola dei mestieri Ars, ricorda Francesco. Frequentava la seconda C del percorso di operatore elettrico e il suo banco resterà vuoto. Luca, vediamo come i quotidiani siciliani raccontano questa tragedia autentica. Incidente scooter, qua siamo sulla Sicilia, incidente scooter, muore un sedicenne, un giovanissimo, insomma adesso si indaga in realtà per capire cosa sia successo, si indaga per omicidio stradale perché la dinamica è incerta, sembrerebbe appunto coinvolta un'auto che viaggiava in direzione opposta. La domanda è: c'è stato l'impatto
atto diciamo involontario oppure c'è stata una manovra per evitarla, quindi questo insomma è il racconto. Qui c'è la foto che pubblica la Sicilia del ragazzo, la stessa notizia e la stessa foto messa in pagina anche sulla Gazzetta del Sud. La città di Noto a lutto per la tragica fine di un sedicenne, con lui viaggiava un amico rimasto ferito, fatale è stato lo scontro con un'auto. È curioso che questo ragazzo frequentava la stessa scuola dei mestieri dell'Arts che è la scuola dei mestieri che frequentava però a Catania il sedicenne morto nell'incidente a Etnapolis, quindi insomma curiosa questa coincidenza. Coincidenze drammatiche. Gli aggiornamenti sulla sanità e i referti istologici a Trapani: sono stati riscontrati gravi ritardi, omissioni, comunicazioni parziali alle quali la dirigenza dell'azienda sanitaria avrebbe dovuto porre rimedio, a quanto scrivono gli ispettori mandati dalla Regione proprio in azienda sanitaria a Trapani e che hanno consegnato il loro rapporto alla Presidente Schifani. Traballa la poltrona di Ferdinando Croce, il manager dell'ASP di Trapani, nel pieno della bufera per lo scandalo dei referti istologici in ritardo. 3.308 in totale quelli rimasti in attesa e fra questi circa 170 malati che non hanno ricevuto per tempo la loro diagnosi. Sul tavolo del presidente della regione Renato Schifani è arrivata la relazione degli ispettori mandati a Trapani e il risultato è tranciante. Alla base dello scandalo ci sarebbero gravi carenze di gestione da parte della dirigenza che avrebbero portato a una catena di ritardi, omissioni e comunicazioni non tempestive. Secondo gli ispettori sono emerse criticità gestionali di verifica e di controllo divenute particolarmente gravi e discendenti dalla sottovalutazione della problematica da parte dei vertici strategici ed aziendali nel sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie. La prossima settimana a Trapani arrivano anche gli ispettori ministeriali che condurranno una loro indagine, ma la posizione del manager adesso si fa complicata e non basta la difesa in base alla quale a luglio del 2024 le difficoltà sarebbero state comunicate anche all'assessorato, lanciando un interpello alle altre ASP e agli ospedali dell'isola chiedendo aiuto. Ma per Schifani chi sta al vertice deve assumersi comunque le responsabilità degli errori anche dei sottoposti. Fatti del genere non possono più verificarsi in Sicilia e io credo non si sono mai verificati nemmeno nel paese. Non possiamo consentirlo, né lo consentiremo. Intanto a Trapani un gruppo di dipendenti dell'ASP lancia una petizione in difesa del manager, auspicando invece che resti alla guida dell'azienda. Sentiamo da Luca Ciliberti adesso i quotidiani che sicuramente approfondiranno queste notizie. Certo, perché questa diventa la notizia d'apertura del Giornale di Sicilia, giornale con sede a Palermo che tiene sempre molto in considerazione le vicende che riguardano la politica e in questo caso la regione. Medici sotto accusa per i ritardi, questa è l'apertura del quotidiano di oggi. Che cosa succede? Ce l'ha un po' raccontato e sintetizzato il servizio. L'enorme arretrato di esami istologici all'ASP di Trapani e adesso gli ispettori puntano il dito sui camici bianchi. I test compiuti sono in numero nettamente inferiore rispetto ai carichi di lavoro. C'è stata una relazione degli ispettori regionali, 8 punti che hanno messo in evidenza le disfunzioni che hanno portato al caos, carenze di organico ma anche controlli insufficienti. Questa in sintesi diciamo la questione. E poi parla l'ex direttore sanitario, non quello messo in croce, questo è Furnari, quello messo in croce si chiama Croce, guarda caso, nomen omen. L'ex direttore sanitario dice: le mie disposizioni non sono state eseguite, quindi si tira fuori un po' dalla polemica. Voleva accorpare 2 reparti per accelerare, poi fu trasferito a Palermo e si rinviò tutto. Allora andiamola a vedere anche all'interno di altri quotidiani. Questa è la Sicilia per esempio, che mette in pagina appunto nelle prime pagine, pagina 5, le carenze gestionali e le responsabilità appunto dell'ASP di Trapani, gravi responsabilità gestionali, le 7 contestazioni, 7, 8 insomma poco importa, perché insomma le vere contestazioni appunto sono sul personale. La prima delle contestazioni riguarda la nomina del direttore sanitario aziendale, avvenuta soltanto nel mese di settembre 2024 e la mancanza di atti relativi al coinvolgimento delle responsabilità del rischio clinico e qualità nella grave vicenda da parte della nuova direzione strategica. A seguire
seguire si contesta la carenza di anatomopatologi in quel reparto. Al 4 marzo dalla Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologica Diagnostica emerge che ogni dirigente medico anatomopatologo dovrebbe eseguire almeno 2500 diagnosi l'anno. Da quanto è pervenuto si evince che i dirigenti medici di quell'ASP avrebbero eseguito diagnosi comprese tra 500 e 1700, quindi diciamo il 20% di quelle che avrebbero dovuto eseguire. A te, Michele. Alleggeriamo un po' con il calcio. Il Catania vince il derby del Franco Scoglio contro il Messina, decide Lunetta, Rossazzurri adesso al 6° posto in classifica. Minimo sforzo, massimo risultato. Il Catania fa suo il derby con il Messina, conquista la seconda vittoria consecutiva in trasferta e sale al 6° posto in classifica. Una vittoria di sostanza, costruita su uno schema da calcio d'angolo e poi messa in cassaforte con una prestazione difensiva senza sbavature. Nell'11 titolare toscano conferma Lunetta, trequartista come a Latina. Messina con Luciano e Costantino e Dell'Aquila a sostegno. Proprio lui accende la sfida allargandosi a destra, lo farà spesso e servendo Lia, sul cui cross Anastasio devia con un braccio. Le proteste però servono a poco, ma è partita dai ritmi alti, almeno inizialmente. Raimo calcia a colpo sicuro, Gelli ci mette il corpo, Garofalo ci prova dal limite al volo, palla alta, il Messina cala, il suo gioco è più prevedibile e il Catania viaggia in velocità. Lunetta anziché tirare pesca Raimo che la mette dentro ma in fuorigioco, 3 giri di lancetta e cambia il risultato con uno schema perfetto ed inedito. Anastasio, Jimenez, Anastasio, dentro per Lunetta che di sinistro batte Krapicas. Il gol indirizza la gara, consente al Catania di mettersi dietro e controllare senza troppi affanni un Messina che fatica a trovare la via della porta. L'unico vero tentativo è di Dell'Aquila dopo la mezz'ora, sinistra giro dal limite dopo una bella serpentina ma palla lontana di poco dall'incrocio. Nella ripresa Banchieri passa al 4-4-2, fuori Dell'Aquila e Pedicillo, dentro Vicario e Tordini che dopo nemmeno 5 minuti colpisce la traversa, quindi Dini alza in angolo su un colpo di testa di Costantino. La fiammata iniziale del Messina si esaurisce qui. Toscano toglie Lunetta, un Montalto evanescente dentro De Paoli e Dal Monte che per ben 2 volte sfiora il raddoppio, gioia negata da Krapicas che ferma anche Jimenez. Il Messina si affida ai cross, ma Dini c'è e trasmette sicurezza. Finisce dopo 6 minuti di recupero e quasi in rissa una partita che l'arbitro sa che ha faticato a tenere in pugno e che il Catania si porta a casa allungando a 6 la striscia di risultati utili e mettendosi a 4 punti dal Crotone, prossimo avversario al Massimino. Per il Messina è la terza sconfitta consecutiva, 1-0 al Franco Scoglio, così diventa davvero dura anche arrivare a disputare il play-out. A te, Luca. Figurati, insomma, esaltato questa vittoria nel derby dal quotidiano La Sicilia, sede ovviamente a Catania, della squadra che ha vinto questo derby, quindi 3 punti d'oro, come sempre la Sicilia dedica il lunedì una finestra in prima pagina dello sport, 3 punti d'oro, il Catania la spunta nel derby e sale al 6° posto. Playoff, titola il quotidiano, più interessanti. Adesso vediamo l'approfondimento. Curioso che sulla Gazzetta del Sud il quotidiano di Messina non si faccia cenno diciamo, al Messina, se non in questo modo così soft. Il Messina cede nel derby, la salvezza più lontana, eccolo qua, i giallorossi non riescono a dare continuità al pari di cava e cedono di misura al Catania, quindi questa è invece la Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere l'approfondimento che fa la Sicilia di Catania, eccolo qua, 2 pagine ovviamente dedicate a questa partita. Lunetta, che è l'autore del gol, esalta i rossazzurri, i giallorossi poi sfiorano il pari, ma Dini si conferma decisivo. Avvio tutto di marca catanese fino alla rete del vantaggio, nella ripresa traversa di Tordini e in occasione per Costantino deviata dal portiere. E qui insomma il racconto della partita, la cronaca, tutto quello che insomma sono i particolari di questa sfida. Poi le interviste, Toscano una vittoria sporca, Toscano il tecnico del Catania, per gestire il finale di stagione. Con il rientro degli infortunati, dice l'allenatore, c'è maggiore possibilità di scelta. L'allenatore del Messina invece cosa dice?
Avremmo meritato di più, ma è stato bravo Dini a salvare il Catania. E poi i giocatori, Quaini e Dal Monte, restiamo un gruppo compatto, quindi si fanno forza, felici per la vittoria, potevo segnare, sono arrivato stanco al tiro, e poi il Jolly, questo successo nel derby dedicato ai tifosi, non facciamo tabelle di marcia. Allora vediamo invece la situazione per tutte le siciliane con la classifica, il prossimo turno, gli altri risultati. Tra l'altro il Trapani ha perso in casa, lo vedete qua nel risultato, ha perso per 2-1 a Giuliano e quindi scende un po' in classifica. Il Catania, come detto, sesto posto a 43 punti, insomma ancora lontanissimo dalla vetta ovviamente, ma si gioca la partita dei playoff. Qui c'è il Trapani a 32 punti, classifica medio-bassa, ultimo in classifica con la penalizzazione il Messina a 13 punti. Prossimo turno, il Trapani giocherà sabato alle 15 contro la Cavese, il Catania giocherà alle 12:30 all'ora di pranzo contro il Crotone, il Messina alle 15 contro il Giuliano. Bene, prosegui pure con la rassegna stampa. Allora, continuiamo siciliana. invece con le prime pagine, con le altre notizie, ritorniamo sulla prima pagina della Sicilia, perché diciamo, oggi la foto, diciamo, che troveremo su tutti i giornali è una foto che apre il cuore, diciamo così, no? È la foto del Papa finalmente che almeno sembra rimettersi dopo un mese di ricovero lunghissimo, no? Quindi la prima foto diffusa dalle agenzie stampa Vaticano, il Papa al Gemelli, al 10° piano dove c'è la cappella, appunto, dove lui prega ogni giorno, e questa è la foto di Papa Francesco che qui troviamo nel taglio alto. E poi le notizie di cronaca internazionale: la pace in Ucraina si gioca al telefono tra Putin e Trump. Queste notizie le approfondiremo nella seconda parte della nostra rassegna stampa, con la rassegna stampa appunto dei quotidiani nazionali. Ci concentriamo ovviamente sulle notizie che riguardano la regione, queste le abbiamo viste: ASP, grave gestione, le 7 contestazioni nel report di Schifani, e poi l'incidente in scooter, il 16enne morto al nodo. Tra l'altro è grave un suo coetaneo che è ricoverato proprio a Catania in prognosi riservata. Altre notizie che riguardano la Sicilia: gravi irregolarità, Banca Italia sanziona gli ex vertici Banca Sant'Angelo, qui siamo ad Agrigento. E poi una curiosità, guardate, i trasporti in Sicilia: il treno per la Sicilia ritarda per un gatto salvato dai pompieri, insomma una curiosità. A Roma Termini però, insomma, il treno era diretto ovviamente in Sicilia, i passeggeri hanno ritardato moltissimo perché appunto c'era questo gatto tra i binari. Entriamo dentro, vediamo la Sicilia nella pagina di Catania, eccola qua, un po' di notizie che riguardano la città. Fontana Rossa. Nuovo terminal bus, la Giunta Trentino vidima il progetto, il cantiere sarà avviato entro la fine dell'anno, stalli per auto, bici e pullman, un passo avanti importanti per una mobilità pubblica integrata. Questo parcheggio dovrebbe servire poi, nel momento in cui sarà funzionale anche il trasporto con la metropolitana, a creare un'area di interscambio, insomma, per agevolare il trasporto con l'aeroporto cittadino. Fine settimana, lo abbiamo raccontato anche noi nei TG, no? Con temperature davvero primaverili, primo assaggio di primavera, e allora anche il giornale ci mette le fotografie, no? Può metterci solo questa. Allora, aree di primavera, San Giovanni Licuti e a lungomare fanno il pieno ragazzi, famiglie, sportive a passeggio o di corsa. Nota stonata, come sempre, la sosta selvaggia a piazza Mancini Battaglia, che sarebbe la piazza di Ognina. Al mare sì, ma senza tuffi, i liceali studiano sugli scogli, ma l'acqua purtroppo è ancora gelida, insomma, migliorerà col tempo. Altre notizie della cronaca che arriva dalla città e dalla provincia. Piazza Dante, problemi per gli studenti disabili ma non per il car sharing. E poi la Movida, riflettori puntati sui locali di piazza Vincenzo Bellini, titolari multati per numerose irregolarità. E poi all'interno del giornale c'è una bella storia che racconta la storia di Librino, viene messa qui con delle foto dei famosi plastici di Kenzo Tange, il progetto della città satellite che era innovativo un tempo, adesso sembra veramente museo della preistoria
storie, appunto qua la storia di Librino racchiusa in una cantina, adesso cerca la luce dal plastico di Kenzo Tange, altri progetti di importanza. La storia di Librino si ritrova nella cantina dell'IOS di Musco e rischia di andare perduta se non ritroverà una collocazione finalmente adeguata, insomma uno spazio per la storia. Andiamo a vedere gli altri quotidiani. Prima pagina della Gazzetta del Sud, altro stress test per la costa ionica. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della statale utilizzata per la chiusura dell'autostrada. Eccola qua, la statale tra Messina e Roccalumera per la chiusura dell'autostrada, tra interventi di messa in sicurezza e cantieri del raddoppio ferroviario. Leggiamo l'attacco del pezzo, perché per 11 ore si è tornati indietro di 50 anni, pensate, quando per spostarsi dalla zona ionica al capoluogo serviva almeno un'ora con gli incolonnamenti nei soliti punti in caso di traffico intenso e le code sotto il sole nelle belle giornate. E questo è perché stava crollando, cioè la risoluzione per la messa in sicurezza di un costone appunto sull'autostrada tra Tremestieri, tra lo svincolo di Tremestieri e Roccalumera. Andiamo a vedere l'altra prima pagina, anzi andiamo a vedere dentro che cosa è successo con questa notizia. La 18 chiusa, la statale 114 in tilt, guardate quante code, e questo è il costone appunto di cui parlavamo, le operazioni di messa in sicurezza. C'è una buona notizia invece per quanto riguarda l'acqua, la siccità, notizie confortanti, le dighe siciliane tornano ai livelli pre-crisi, le piogge di febbraio hanno rafforzato la dotazione idrica degli invasi, ma l'emergenza siccità non è finita, quindi queste sono insomma le notizie per quanto riguarda l'acqua. Vediamo subito la prima pagina del Giornale Sicilia, eccola qua, abbiamo visto l'apertura, ma vediamo le altre notizie in taglio basso: lo schianto in moto con la tragedia di Noto, la delibera per il Barbera, stadio intoppi per la convenzione, e poi lo Zen sotto assedio, raffica di controlli perché appunto la movida, come sappiamo, palermitana è sempre più pericolosa. A te Michele. Grazie Luca. Adesso a proposito di traffico ci colleghiamo in diretta con l'assistente capo della Polizia Stradale Giuseppe Arena da Giardini Naxos. Buongiorno, benvenuto. Qual è la situazione oggi? Buongiorno direttore, buongiorno telespettatori. Oggi segnaliamo immediatamente una criticità in via di risoluzione sull'autostrada 18 nel tratto compreso tra Letojanni e Taormina, dove è stato istituito il doppio senso di circolazione sulla sola carreggiata lato mare. E purtroppo stamattina si è verificato che un mezzo pesante è rimasto in panne. Tuttavia sul posto sono presenti le nostre pattuglie, è presente già il carro soccorso per rimuovere il mezzo pesante e contiamo entro mezz'ora, 3/4 d'ora di riuscire a ripristinare il regolare transito dei veicoli, fermo restando che l'autostrada rimane comunque aperta nonostante questa criticità. Per quanto riguarda la viabilità su tutta la rete autostradale e statale della Sicilia orientale, fortunatamente stamattina non registriamo particolari criticità, se non i consueti problemi sulla chiusura dello svincolo di Enna o sulla strada statale 192 per i lavori sul ponte di Taino. Quindi per oggi segnaliamo solo questa criticità in A18 e contiamo da qui a poco di riuscire a ripristinare il regolare transito. Quindi per oggi fortunatamente è solo questo che possiamo segnalare. Vi auguriamo una buona giornata e buon viaggio. Buona giornata anche a lei e grazie per le informazioni, buon lavoro per quella situazione critica che ci ha descritto. Vediamo in diretta un paio di immagini da Catania. Ecco, questo è il Tondo Geni e direi che pur essendo lunedì mattina, direi che la situazione è ottimale. Naturalmente i rallentamenti sono come al solito dovuti ai sacrosanti semafori pedonali. Rientriamo in studio per segnalarvi che dopo una breve pausa ci sarà ancora Luca Ciliberti con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, la parola a Luca Ciliberti, rassegna stampa nazionale.
Grazie Michele. Allora, come abbiamo raccontato in queste settimane, ovviamente prosegue il processo di pace, o meglio quello che può essere il processo di pace tra Russia e Ucraina, e allora si attende diciamo, la mossa di Trump, così titola il Corriere della Sera. Domani, dice Trump, parlerà con Putin della fine della guerra. E allora, il titolo è: Trump e Putin pronti a parlarsi, sembrano ridursi le distanze tra Russia e Ucraina, ma Zelensky che fa? Presenta un nuovo missile, il Long Neptune, che diciamo è un missile a lunga gittata che percorre anche 1000 chilometri e potrebbe colpire la capitale, vedi, può colpire Mosca. L'inviato degli Stati Uniti, presto la telefonata, il piano, e poi insomma questo piano dell'Unione Europea sul riarmo. Meloni cerca l'unità, oggi il vertice con gli alleati. Questo è diciamo, tutto quello che riguarda la questione diciamo, Europa dell'Est. Poi, come abbiamo visto, come abbiamo commentato prima, la foto del Papa non poteva non trovare spazio anche a centropagina del principale quotidiano italiano. Le parole di Papa Francesco all'Angelus: sto affrontando una prova, mi unisco a chi è fragile, dice il pontefice, ricoverato da 31 giorni per una crisi respiratoria. Andiamo a vedere la Repubblica, eccolo qua. Unione Europea, riarmo nazionale, parla Costa, il Presidente del Consiglio europeo, che dice investire nelle industrie dei singoli paesi. L'inviato degli Stati Uniti, ancora qui lo riportiamo, Mosca e Kiev più vicine, ma Medvedev, l'invio delle forze NATO significa guerra. Insomma, mettono i paletti i russi in queste operazioni, diciamo, dell'Unione Europea. C'è all'interno il commento anche, vedete, questa è l'intervista a Zingaretti, europarlamentare, ex sindaco di Roma, che insomma interpreta la piazza di Michele Serra, che sabato ha raccolto, dicono 50.000, altri dicono 30.000, insomma facciamo una via di mezzo, 40.000 persone in Piazza del Popolo per il racconto appunto di questa manifestazione. Quindi la magnifica piazza convocata da Michele Serra è una sveglia per tutti, dice l'ex segretario Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento europeo. Spetta ora alla bella politica il coraggio di produrre una sintesi, ci vuole rispetto, ascolto, visione e indirizzo chiaro. Anche qui la foto del Papa che ritroviamo, la prima foto del Papa ricoverato, sono fragile. Vediamo ancora La Stampa, difesa, un dovere rafforzarla. Parla qui il ministro degli esteri Antonio Tajani. Legittime le preoccupazioni di Giorgetti, che in questi giorni si è messo un po' di traverso, ha fatto il Salvini, hanno titolato molti giornali su queste posizioni diciamo sul riarmo, ma è in gioco la sicurezza italiana. Oggi il vertice dei ministri degli esteri per il fondo da 40 miliardi per Kiev. Aggiorni la telefonata Trump-Putin. Ancora qui, vedete, lo scatto del dolore, bello questo titolo, Francesco, lo scatto del dolore, che riprende ancora una volta la foto del Papa. Qui nell'anticipazione si parla anche del Dalai Lama, no? Il Dalai Lama che diciamo, è in attesa di presentare la propria autobiografia, dice: ho lottato solo per la pace. Quindi vedete, a testimonianza diciamo, questa posizione che non tanto il racconto del Dalai Lama, ma quanto c'è un moto d'opinione, di pensiero che riguarda appunto i religiosi, i pensatori verso la pace. E questa è La Stampa di oggi. Tralasciamo ovviamente le notizie di calcio. Ucraina, intesa più vicina, questo è il Messaggero, un altro quotidiano generalista, l'inviato alla Casa Bianca Witkoff, distanze ridotte tra Mosca e Kiev, annuncia a breve la telefonata tra Putin e Trump. Zelensky non vuole una resa e nomina un nuovo capo dell'esercito. Andiamo a vedere velocemente il racconto di tutte queste notizie, lo facciamo velocemente con qualche pagina del Corriere della Sera. Eccolo qua, all'interno, alla pagina 2,
aggiorni la telefonata Trump-Putin, le distanze ridotte, i volenterosi si sono riuniti, anzi si riuniranno per lavorare e per ampliare la pace, però c'è il punto militare, eccolo qua, quel supermissile di cui parlavamo noi, no? Il supermissile capace di colpire fino a Mosca, quindi Kiev, piuttosto che la pace, rinforza l'industria bellica, per alcuni è un segnale, diciamo, di dimostrazione di forza, dice attenzione, avanzate, assecondate i processi di pace, se no noi con questo Long Neptune autoprodotto possiamo colpire Mosca grazie ai nostri ingegneri. Quindi l'Ucraina, diciamo, dà un segnale di non essere così debole, ma di poter produrre anche un'industria bellica in casa propria. Scendiamo di pagina perché è interessante poi capire diciamo, le analisi, no? In questo caso parla Jan Bremer, fondatore di Eurasia. Eurasia è un gruppo molto vicino alle posizioni di Putin. Il punto è se Donald vorrà favorire lo zar, non escludo che si ritiri da avamposti NATO. Il Cremlino deve stare attento a non esagerare sulle posizioni. E ancora vediamo come sulla guerra, come sono posizionati e sul riarmo, come sono posizionati i partiti italiani. Questo mi sembra abbastanza interessante. Fratelli d'Italia ha votato sì al Rearm Europe, si è astenuto sul sostegno a Kiev per i toni anti-Trump, quindi questo l'abbiamo visto. La Lega invece sono stati euroscettici, hanno votato no contro il piano da 800 miliardi. Forza Italia invece, che esprime il gruppo della von der Leyen, ha presentato il piano di riarmo e ha votato a favore. Il PD si è spaccato, la segretaria Schlein è contraria, ha indicato l'astensione, ma in Aula la risoluzione è stata votata con 10 voti a favore. Contrario, nettamente contrario, lo sappiamo, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Calenda cosa dice? Che è presente nel gruppo del Parlamento Europeo con Renew, il riarmo dell'Europa non cozza contro i valori europei, l'idea stessa di Europa è nata con il progetto di difesa comune. Abbiamo da vedere qualche quotidiano politico in questo senso, perché vediamo come interpretano tutto quello che sta succedendo. Il Giornale quotidiano di centrodestra, il Manifesto Europeista contro la proprietà privata, la Piazza Dem, questo è... tu sorridi, io guardo con la coda dell'occhio anche le tue espressioni ogni tanto, Michele. Qua si parla della piazza, no? Insomma, ovviamente è stata criticata dalla destra la piazza, che è stata definita una piazza di centrosinistra, quindi la Piazza Dem in questo caso evoca la Carta di Ventotene che voleva una dittatura rivoluzionaria. Il riarmo nazionale invece, la maggioranza ha trovato l'intesa, ricordo che il giornale è vicino alle posizioni di Forza Italia, quindi molto europeista. Andiamo a vedere Libero invece, eccolo qua, che è più vicino alle posizioni del partito di governo, di Fratelli d'Italia. Il vero pacifista si chiama Trump, non le manda a dire il Libero, altro che bandiera arcobaleno. Steve Witkoff, inviato dagli Stati Uniti, Mosca e Kiev erano lontanissime, ora sono molto più vicine, a breve il colloquio. Questa notizia di Totti la vediamo dopo, tra le curiosità, perché qui guarda, questo è il capitano, l'ex capitano della Roma, e questa scritta in russo. Lasciamo un po', diciamo così, il dubbio, il mistero su questa foto, che è un po' presente su tutti i giornali. Eccolo qua invece la verità. L'Unione Europea ha deciso di comprare i missili, ma come? Con i risparmi che avete voi consumatori in banca. A Bruxelles è prevista una riunione per discutere di come finanziare lo sviluppo dell'industria, specie quella bellica, che ha ritrovato vigore con la von der Leyen, pescando gli euro direttamente dai conti correnti dei cittadini. E se lo dicono da soli, servirà coraggio. Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano, eccolo qua, occupati. Fratelli d'Italia, qui diciamo sull'occupazione del paese. Fratelli d'Italia straparla sul reddito di cittadinanza perché hanno toccato appunto una misura diciamo bandiera del Movimento 5 Stelle e si prende i meriti del Conte 2. Sui contratti per 1 milione di disoccupati su 3 grazie ai GOL, che sarebbero appunto questi contratti di avvicinamento al lavoro. C'è invece sul Foglio l'intervista a Pina Picerno, che è vicepresidente del Parlamento Europeo. Un altro PD è possibile perché appunto ci sono quelli che hanno votato diciamo a favore, quindi diciamo rompendo l'asse di Elly Schlein. Rearm Europe, risposta necessaria e tempestiva a Trump e a Putin.
abbiamo da vedere l'ultimo quotidiano, che è il Sole 24 Ore. Perché lo faccio vedere oggi, Michele? Perché c'è una bella inchiesta. Il Sole 24 Ore del lunedì esce con una pagina fredda, con l'inchiesta fredda, perché è molto ragionata. Guarda qui, il commercio estero, si parla molto del commercio estero italiano verso gli Stati Uniti che potrebbero applicare i dazi, 22 province ad alto rischio nella guerra dei dazi. La Sicilia non è molto colpita in questa, guarda la mappa, cioè in base all'intensità, no? Cioè più è blu e più sei colpito, diciamo, dai dazi, quindi insomma tutta la parte del nord e del nord-est, ma in Sicilia c'è una provincia che addirittura pagherebbe moltissimo lo scotto dei dazi, sarebbe la provincia di Siracusa. Ogni 100 euro di PIL corrispondono a 87 euro di esportazioni, per il 53% verso i paesi extraeuropei. Quindi questa è una notizia che dovrebbe far riflettere anche i siciliani. Nelle pagine successive, vedete, ci sono anche le classifiche, e te la faccio vedere qui. Guarda come si piazza. Tra le prime 3 in Italia, la prima è Arezzo, Lodi e poi c'è Siracusa. Quindi questa diciamo, è una notizia molto curiosa, interessante, del Sole 24 Ore, che andrebbe in qualche modo approfondita. Molto importante, grazie Luca. Adesso subito un'occhiata al tempo e poi il nostro primo ospite, presidente della Fondazione Samotrace, Salvo Baglio. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole prevalente nella giornata di lunedì sul nostro territorio, aumenterà solo un po' l'instabilità in serata sui settori orientali della nostra penisola, dunque versante adriatico e triveneto, con nuovi fenomeni sparsi, temperature in ripresa. Sulla Sicilia splenderà il sole nella giornata di lunedì, con qualche nuvola di tanto in tanto ma che non darà luogo a precipitazioni, venti deboli con mari infatti in prevalenza poco mossi e temperature massime intorno ai 18-20 gradi. Nel corso della giornata di martedì invece aumenterà un po' la variabilità, con qualche nuvola in più che potrà insistere specialmente sui settori meridionali della regione. I venti saranno in locale rinforzo, con mari infatti da poco mossi fino a mossi specie al largo e temperature che perderanno qualche grado. Valori massimi infatti che saranno compresi tra i 15 e i 19 gradi. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Divertentissimo questo promo. Vabbè, intanto c'è una notizia importante che è arrivata proprio in questo momento. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato quote sociali di 6 aziende, denaro, beni mobili e immobili per un ammontare complessivo di quasi 5 milioni di euro. Adesso basta con questo e ci occupiamo di ben altro. Diamo il benvenuto al nostro ospite, che è il presidente della Fondazione Samotrace, Salvo Baglio. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. Recentemente a Catania hanno fatto un po' un bilancio della loro attività. Sostanzialmente, per capirci, significa scienza e tecnologia per l'innovazione in Sicilia, è così? Esatto. Samotrace è uno degli 11 ecosistemi dell'innovazione finanziati dal PNRR e nel caso nostro abbiamo voluto valorizzare la vocazione territoriale, che è quella della micro e nanotecnologia, declinandola lungo 6 aree strategiche: beni culturali, salute, mobilità, energia, ambiente e... Ecco, adesso magari vedremo qualcuno più in dettaglio. Ci interessa capire anche chi è che l'ha fondata, la Fondazione Samotrace. 18 membri, compresa anche l'Università di Catania, e partner istituzionali. La Fondazione Samotrace, il progetto Samotrace, l'ecosistema è stato promosso, scritto e portato avanti dall'Università di Catania, è il soggetto proponente, e a seguito di questo poi è stata fondata la Fondazione, è stata costituita la Fondazione. I 18 membri fondatori includono le 4 università siciliane, gli enti CNR, INFN, ma anche aziende importanti, sia piccole che grandi. Avete un progetto complessivo
obiettivo anche piuttosto ambizioso, finanziato in parte, credo, o se non in toto dal PNRR. Si tratta di 140 milioni di euro di costo per un 120 milioni complessivi di agevolazione, quindi è un investimento più che un finanziamento estremamente importante. E quindi infatti non a caso partecipano alla vostra iniziativa più di 1000 ricercatori? Assolutamente sì, 1200 erano quelli iniziali, adesso siamo arrivati a 1500. 1500, abbiamo assunto oltre 290 giovani ricercatori complessivamente come ecosistema, ma proprio come ecosistema in realtà proprio siamo aperti, ci siamo allargati, perché dai 28 partner iniziali adesso siamo arrivati ad oltre 71, perché abbiamo bandito oltre 12 milioni di bandi a cascata per attività di ricerca contrattuale, che è risultato in un coinvolgimento di altri 51 soggetti sparsi non più solo in Sicilia, ma sparsi in tutta l'Italia meridionale. L'Italia meridionale, sì. Complimenti. Grazie. Vogliamo vedere qualche iniziativa in particolare? Voi parlate di iniziative raggio. Sì, quello che noi abbiamo fatto è organizzare l'attività lungo le 6 linee di ricerca, e ognuna di queste produce un tantissimo lavoro. Noi stiamo selezionando a mano che andiamo avanti con le attività quelle che sono a più elevata maturità tecnologica, accelerandole verso il mercato. Vogliamo fare qualche esempio così capiamo un po' tutti? C'è tantissima roba, però io proverò a elencarne qualcuno. In ambito medico, ad esempio, abbiamo dei dispositivi che si occupano di biopsia liquida, quindi microfluidica con biopsia liquida per fare della diagnostica su cellule, così come abbiamo dei dispositivi integrati per la misura ad alta risoluzione in radioterapia, quindi con... Poi mettete a disposizione naturalmente delle aziende sanitarie tutto sì, assolutamente. Il percorso è quello di arrivare a prodotti che possono impattare sul mercato. Proprio a questo mi riferivo quando parlavo di investimento. Non è un progetto di ricerca nel senso classico, ma l'intera attività dell'ecosistema è proprio volta a valorizzare l'investimento, a mettere in campo un effetto moltiplicativo. In questo la Fondazione, che è il soggetto che sta coordinando l'intero progetto, ha proprio un ruolo importante, ha il ruolo importante di accompagnare ed accelerare, selezionare, accompagnare ed accelerare le attività che hanno maggiore rilevanza. Sì. Abbiamo parlato della salute, c'è un capitolo che ci interessa particolarmente, perlomeno dal titolo, mobilità intelligente, perché noi qua appena sentiamo parlare di mobilità, come dico, il traffico, tu diciamo, ah sì, c'è la mobilità intelligente? Sì, vi sono dispositivi, stiamo sviluppando dispositivi per effettuare il monitoraggio attivo del traffico, così come l'allerta veloce di eventuali incidenti e quindi blocchi sul traffico. Quindi parliamo sempre di dispositivi certo. Microelettronici, microsistemi in generale, che sono integrati ad esempio nel guardrail o che sono all'interno delle macchine, ma sempre in termini di mobilità intelligente stiamo sviluppando ed energia, che vanno assieme in alcuni casi. Stiamo sviluppando dispositivi e materiali per batterie ad elevata capacità e quindi ad elevata efficienza, così come stiamo lavorando su un altro ambito che è estremamente importante, che è quello dei beni culturali, del cultural heritage, valorizzandoli, perché è una di quelle cose che ha un potenziale impatto sull'economia e sulla società, nel nostro caso notevole. No? Sicilia e non solo, poi l'Italia meridionale è ricchissima da questo punto. Quindi stiamo sviluppando dispositivi che consentono di monitorare la salute del reperto archeologico, del bene in mostra, mentre lo si può fruire, quindi senza toglierlo dall'esposizione, assicurandosi che sia ottimizzato, così come abbiamo sviluppato dispositivi che assieme al software consentono ad esempio la fruizione remota di ambienti come, noi abbiamo dei site al castello di Cicastello, al castello normanno di Cicastello, così come il nostro castello Ursino, ma anche altri siti distribuiti tra Palermo, Piazza Armerina, Enna e così via. Quindi con un meccanismo di... Senza dimenticare l'agricoltura di precisione. Che assolutamente vuol dire? Sì. Agricoltura e ambiente, i dispositivi che stiamo sviluppando consentono di ottimizzare le risorse
sia in termini di irrigazione, piuttosto che monitoraggio di stato della salute della pianta, ottimizzando sia le risorse che lo sforzo necessario per la coltivazione che la produzione stessa. Beh, questo è molto importante. Sì, c'è tanta roba. Quello che abbiamo fatto vedere lo scorso lunedì 10 era il punto dopo 2 anni di attività. Voi eravate a Catania, alle Ciminiere? Alle Ciminiere, sì, abbiamo messo in mostra 76 demo sperimentali, quindi non più articoli o articoli scientifici, ma prototipi sperimentali. 24 di questi sono stati anche presentati in maniera più dettagliata perché sono quelli appunto più maturi, ma dietro questi 76 ce n'è tanto altro che verrà poi presentato sia a luglio a Messina che il prossimo anno alla conclusione del progetto. Parlando di dati concreti, il bandi a cascata ne ho già citato, c'è 51 soggetti coinvolti in aggiunta, ma stiamo andando verso la costituzione di diverse spin-off. Una è già stata costituita, le altre 3 o 4 sono già in fase. Sarebbero aziende sì. derivate, diciamo, in qualche modo. Sì, gemmate dal progetto, così come abbiamo in pancia in questo momento una ventina di brevetti su quello che stiamo facendo. Cioè, l'obiettivo è proprio quello di moltiplicare l'investimento importante che è stato fatto. Molto, molto importante. Altre regioni che collaborano con voi, che oltre alla Sicilia naturalmente capofila. La Sicilia è capofila di Fondazione Sammotrace. La Sicilia è capofila ed è stata proprio quella che ha stimolato questo, proprio partendo dalla nostra vocazione territoriale che è ben riconosciuta, che è quella della microelettronica. Il progetto inizialmente coinvolgeva soggetti di altre regioni con sede in Sicilia. Faccio solo alcuni nomi: la Top Network che è a Roma, una grande azienda, così come l'Istituto Ortopedico Rizzoli che ha sede centrale a Bologna ma sede operativa in Sicilia, la Fondazione Bruno Kessler che ha sede a Trento. Questo inizialmente, più tutte le altre aziende. Quindi non siamo solo nell'Italia meridionale, siamo a livello nazionale. È assolutamente a livello nazionale, c'è gemma da qui per avere un impatto assolutamente fuori dalla regione, se no non saremmo fuori dagli obiettivi. Con i bandi a cascata abbiamo coinvolto praticamente l'intera Italia meridionale, e la scelta non è stata casuale, ma questa viene dettata dal progetto stesso e dal Ministero. Noi abbiamo il vincolo di destinare le nostre risorse all'Italia meridionale. L'intero progetto PNRR ha un vincolo del 40% delle risorse destinate all'Italia meridionale. Noi, essendo basati, quindi partendo dalla Sicilia, il nostro vincolo era quasi del 100%. L'ultima cosa che volevo chiedere è il nome, che mi affascina, perché Fondazione Sammotrace ha qualcosa a che fare con la famosa Nike di Sammotrace che è al Louvre, questa statua magnifica di secoli fa. Sì, allora Sammotrace è un acronimo, in realtà viene da Sicilian Micro and Nanotechnology Research and Innovation Center. Com'è? Sicilian Micro and Nanotechnology Research Innovation Center. È bello cercavamo, però il nome ci riporta alla cultura classica, che poi è il nostro patrimonio. Allora, quello è stato il momento in cui, quando scrivevamo il progetto, volevamo un acronimo che fosse in qualche modo colpisse, no? Esatto, e quindi l'idea delle ali, della Nike che spingano il lavoro della Sicilia, il lavoro in questo ambito, e lo portino avanti, era un po' l'idea che c'era dietro questo nome. Mi fa piacere che si ricordi. Ecco. Molto centrata, perché questa statua che queste ali aperte al Louvre, meravigliosa, sì, infatti ce lo riportiamo dietro. Mozza, però è bellissima e tutti vanno a vederla, ed è geniale che voi abbiate trovato addirittura un acronimo che in qualche modo la ricorda. Prossime iniziative che potremo... Prossime iniziative: a luglio saremo a Messina con lo status, alla fine il progetto va avanti per milestone, per blocchi di attività. Chiuderemo il prossimo blocco a fine giugno, quindi a metà luglio saremo già a Messina, ma a parte l'aspetto tecnico della presentazione dell'aggiornamento delle attività, sarà importante perché a luglio presenteremo le attività di tutti i 51 soggetti che sono stati aggiunti ai 25 iniziali. Quindi presenteremo le attività dei bandi a cascata, secondo la terminologia Moore, e sono tutti questi soggetti, sono università e aziende che hanno aggiunto le loro attività
in maniera coordinata con quelle di Samotrace. Ha detto a Messina quando? Seconda settimana di luglio, mi scusi. Luglio. Beh, ci faccia sapere, vi seguiremo sicuramente piacere. Anche col telegiornale. Con molto piacere. Grazie ancora a Salvo Bellio, che è presidente della Fondazione Samotrace, buon lavoro. Noi adesso facciamo una breve pausa, poi ospiteremo una giovane scrittrice che tra l'altro è la nipote di Camilleri, si chiama Arianna Mortelliti. State con noi, buongiorno Sicilia. Diamo il benvenuto a Arianna Mortelliti, scrittrice, autrice di romanzi. Questo è il suo secondo romanzo pubblicato da Mondadori, Quel fazzoletto color melanzana. Complimenti, adesso ne parliamo. Lei tra l'altro, non si dispiacerà, ma la prima cosa che viene in mente è la nipote di Andrea Camilleri, è vero? Sì, è vero, è vero. Tra l'altro quest'anno ricorre il centenario dalla nascita di mio nonno, quindi a lui piaceva festeggiare, per cui continuiamo a festeggiarlo anche quest'anno. E suo nonno ha avuto modo di verificare che lei stava seguendo la sua strada, che le diceva? No. No, perché io sono in realtà laureata in biologia, insegno scienze a scuola, per cui il mio percorso è completamente diverso da quello della scrittura, almeno inizialmente. Io ho iniziato a scrivere un anno dopo dalla scomparsa di mio nonno, quindi non Le ho avrebbe potuto... fatto piacere sicuramente. Penso che di ricordo ha di lui? Solo un flash adesso? Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui nell'ultimo anno della sua vita e quello, devo dire, è stato un periodo ricchissimo e bellissimo, perché ho potuto conoscerlo sotto un punto di vista per me inedito, no? Quello dello scrittore, non più solo il nonno. Quindi poi lui è sempre stato un nonno molto presente, affettuoso, che ha vissuto grandi fasi della mia vita, perché l'ho avuto fino a 32 anni, però da quel punto di vista io non lo conoscevo ed è stato bellissimo, perché l'ho riscoperto anche come amico e non solo come nonno, perché abbiamo passato ovviamente moltissimo tempo insieme, lui lavorava moltissimo, quindi ogni occasione era buona per lavorare e scambiare due chiacchiere. Beh, bellissimo questo ricordo, grazie anche per questo. Invece adesso parliamo del suo secondo romanzo, perché anche il primo aveva un titolo come dire, singolare. Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni, questa volta invece Quel fazzoletto color melanzana. E di chi è sto fazzoletto color melanzana, se si può dire? Non si può dire proprio di chi è quel fazzoletto color melanzana, perché è proprio la chiave, diciamo che è un piccolo giallo questo libro. Questo è anche un giallo, non è solo... È anche un giallo, sì. È un romanzo familiare come era il primo, però qui c'è qualche elemento di giallo, perché c'è questa protagonista, Lara, che torna nei suoi luoghi d'infanzia a Castelcielo e in qualche modo indaga sul suo passato. I genitori sono appena morti in un tragico incidente d'auto, che però lei non torna, perché lei li chiamava due lumache quando erano alla guida, e poi nello svuotare la casa dei genitori si rende conto, trovando lettere, fotografie, che c'è proprio un passato, sia suo che proprio di tutta la famiglia, di cui lei non era a conoscenza, quindi è una piccola indagine. E ci sono personaggi, possiamo accennare a qualcuno, che la catturano. Uno è lo zio Rocco, è vero? Chi è? Lo zio Rocco non è uno zio vero, diciamo uno zio acquisito. Che fa parte della sua infanzia e soprattutto della parte un po', diciamo, più oscura della sua infanzia. Poi c'è un fotografo. C'è Franco il fotografo. Tra l'altro io mi sono ispirata a una persona realmente esistita, che era un po' considerato il matto del paese. Sì, io l'ho potuto vedere perché l'ho visto attraverso foto di Facebook, sia foto fatte da lui che foto proprio che lo ritraggono, per cui mi sono ispirata a questo personaggio particolare che non ha avuto una vita molto felice, quindi gli ho un po' ridato un'esistenza con un senso. Bello, quindi gliel'ha detto, l'ha raccontato questo? Non c'è più purtroppo, quindi... No, mi spiace. Poi c'è anche la figura della nonna paterna. La nonna paterna, sì. E questa nonna Agnese. ha un ruolo importante, no? Come un ruolo importante hanno le mie due nonne, che io ho ancora, che hanno rispettivamente 99 e 97 anni, quindi insomma, e sono sempre state per me un esempio di forza, di indipendenza. Sono donne incredibili, che hanno avuto una vita incredibile, e quindi le ho volute raccontare attraverso la nonna di Lara, che poi rimane un po' l'unico elemento della famiglia in vita, perché la protagonista non ha fratelli, non ha cugini, per cui diventa un po' la sua protezione, il suo unico elemento della famiglia.
E Castelcello ha qualche riferimento con località che hanno a che fare per esempio con suo nonno Camilleri? No, oppure con no? mio nonno No. Camilleri no, con mio padre Rocco, Ah. che poco ha a che vedere con il Rocco del libro, perché io ho ovviamente inventato il nome Castelcello, ma mi sono ispirata a Ceprano, che si trova in provincia di Frosinone, vicino Roma. Ah, niente Sicilia qua. Niente Sicilia, niente Sicilia. E come mai lì? Come mai lì? Perché avevo bisogno di un paese, di una dimensione piccola di paese, e quindi avevo appunto mio padre originario di quelle parti, per cui proprio il Franco a cui mi sono ispirata era di Ceprano, così come anche padre Alfonso, che si trova nel libro, che è realmente esistito. Quindi lì a Soprano la festeggeranno. Certo, sì. Volevo dire, c'è però un senso, naturalmente, per non dire la morale, che è un po' banale, il messaggio che lei vuole dare, indagare su cose che noi forse spesso diamo per scontato. Sì, diciamo che indagare sul proprio passato, sul passato della nostra famiglia. Noi comunque conosciamo i nostri genitori, i nostri nonni, soprattutto da un certo punto in poi, e non sappiamo nulla di quello che erano prima, e penso che possano stupirci, almeno è stato così per me, insomma, chiedendo ai miei nonni, ai miei genitori, scoprendo cose del loro passato. È vero, e lo stesso faccio fare ai miei personaggi, perché poi anche nel primo libro più o meno succedeva la stessa cosa, e lo trovo un argomento molto interessante. Ma non c'è dubbio, e non sarà la conclusione, perché lei già sta scrivendo il una terzo. trilogia. Vorrei fare la trilogia degli ortaggi, almeno degli ortaggi, quindi nel primo c'erano i peperoni, qui le melanzane, e sto scrivendo l'asparago. L'asparago? Sì, non sono legati tra di loro. Male come gusti. Sì, beh, io sono vegetariana, quindi è venuto facile. E poi comunque sono tutte cose di ottimo gusto. Esatto. Com'è nata un po' la sua vocazione di scrittrice? Dalla famiglia Camilleri? Beh, sicuramente la famiglia mi ha aiutato a diventare un'ottima lettrice, ecco, perché io da quando sono piccola leggo veramente tantissimi libri. L'idea di scrivere un libro l'ho avuto per tanto tempo, però con un nonno così è difficile trovare il coraggio di farlo. È vero, perché questo è un po', sembra un vantaggio, in realtà può essere un handicap. Sì, perché ti senti piccolo comunque del primo libro, provare a scrivere. Infatti l'ho fatto segretamente, non lo sapeva nessuno quando ho iniziato a scriverlo, e per questo il primo romanzo si chiama Peperoni, perché io il file sul computer l'avevo chiamato Peperoni, così nessuno poteva capire che io stessi scrivendo un romanzo, no? Quello poteva essere una lista di ricette. E quindi no, ho voluto provare a farlo, comunque è sempre stato qualcosa che mi ha interessato. Comunque, anche se Castelcello non è ambientato in Sicilia, il messaggio può valere anche per noi, le piccole comunità che, come dire, costituiscono un po' il tessuto poi di gran parte dell'Italia e anche della nostra regione, che però mantengono che cosa? Un segreto, mantengono un lato non chiarito. Sì, diciamo che alla fine tutti sanno tutto, ma preferiscono non raccontarlo. Poi sono nata e cresciuta a Roma, quindi non conosco benissimo le dimensioni di paese, ma mi hanno sempre affascinato molto. Poi, vabbè, venendo spesso in Sicilia, a Porto Empedocle, quello, diciamo, una buona dimensione di paese, e mi affascinano molto. Comunque è vero che magari ci può essere questo fatto del non raccontare, tenere dei segreti, ma ci sono anche tantissimi lati positivi che a me piacciono tantissimo. Giusto. Ma il prossimo l'abbiamo in Sicilia per caso? No, io non ho questo coraggio ancora. Per ora, insomma, inventare un libro in Sicilia. Per il nonno, per causa del nonno raccontare Camilleri. la Sicilia, insomma, lo deve fare un siciliano forse. Ancora non sono pronta. Ecco. Comunque è già su un'ottima strada. Il suo secondo romanzo si chiama Quel fazzoletto color melanzana. Arianna Mortelliti, che è stata nostra ospite, ringraziamo, complimenti all'editore Mondadori, e poi l'aspettiamo per il terzo capitolo della trilogia, questa volta con gli asparagi. Certo, volentieri, Complimenti. grazie. Breve pausa e tra poco andremo a Palermo in collegamento diretto con il nostro Marco Gullà, e ci sarà padre Antonio Garau e parleremo di Borgo Nuovo. State con noi, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia torna a Palermo, in questo caso Borgo Nuovo, un quartiere segnato da anni di abbandono e dove purtroppo recentemente la chiesa del Rione ha subito un grave atto vandalico e per questo ci colleghiamo con il nostro Marco Cullà e il parroco padre Antonio Garau. A voi la parola. Ciao Marco, buongiorno Don Garau. Buongiorno Michele. Sì, qualche giorno fa, appunto, come lo stesso padre Antonio ha detto anche nel corso di un'intervista rilasciata ai nostri microfoni la scorsa settimana, la chiesa, la parrocchia del quartiere Borgo Nuovo, un quartiere periferico a Palermo, è stata violentata. Padre Antonio, raccontiamo intanto cosa è successo. Sì, purtroppo il nostro responsabile che segue un po' l'attività strutturale della chiesa è venuto ad aprire e si è accorto che davanti alla porta della chiesa a terra c'erano le piccole ostie consacrate che erano all'interno delle pissidi. Chiaramente mi ha subito chiamato, sono arrivato e abbiamo chiamato i carabinieri e noi non siamo entrati dopo le varie attenzioni da parte dell'Arma con le varie specialistiche che hanno, poi siamo entrati e praticamente hanno distrutto tutto, si sono rubati tutto riguardo i vasi sacri che poi abbiamo ritrovato, ma la cosa gravissima che mancano i calici e le pissidi che erano dentro il tabernacolo e purtroppo manca anche la teca con l'Eucaristia, con l'ostia magna, che è appunto l'ostia, per capirci, che usa il sacerdote quando consacra e alza l'ostia verso tutto il popolo. Quella purtroppo non c'è più, non ne sappiamo più niente. È visibilmente emozionato padre Antonio, anche nell'ultima intervista l'abbiamo visto abbastanza provato, perché questo è proprio un oltraggio alla parrocchia e anche un oltraggio alla figura di padre Antonio, che per il quartiere di Borgo Nuovo è un punto di riferimento. Poc'anzi a microfoni spenti parlavamo proprio con padre Antonio, che è qui a Borgo Nuovo da 14 anni. Allora la mia domanda è stata spontanea, ho chiesto padre Antonio, da 14 anni è cambiato qualcosa? E lui mi ha risposto sì, è cambiato qualcosa, però probabilmente la cultura proprio della comunità di Borgo Nuovo è ancora probabilmente ancorata agli anni 80, 90, nonostante il grande lavoro di questo parroco, probabilmente non si sono fatti dei passi avanti, anche perché questa periferia è stata un po' abbandonata negli anni. Sicuramente. Pensate che io sono qui 14 anni, in questi 14 anni io non ho visto assolutamente l'attenzione del mondo politico, se non soltanto nel tempo delle votazioni, ma poi qui è stato totalmente abbandonato, da 20 anni in verità il quartiere è abbandonato, per cui queste risposte da parte di persone che sicuramente questi ladri saranno sicuramente povera gente, magari saranno i famosi drogati del crack, purtroppo avvengono perché appunto sono il frutto di una società che ha dimenticato le periferie. Ecco Marco, ma volevo chiedere al tuo ospite se il modello Caivano, di cui tanto si sta parlando in questo periodo, non potrà in qualche modo, come dire, risollevare le condizioni di Borgo Nuovo a Palermo. Allora, tieni conto, carissimo amico, che Caivano, ora ti dico, farà qualcosa, però ricordiamoci sempre che noi siamo in un quartiere Borgo Nuovo, doveva essere un quartiere green, un quartiere che doveva dare lustro alla Sicilia, e pensate che intanto ci sono palazzine a 3-4 piani senza ascensore. Quindi questo vuol dire che c'è gente che da anni, gente malata, handicappati, gente che non può deambulare, che non esce da casa perché non può scendere e non può risalire. Questo io vi chiedo di tenerlo sempre presente
durante tutta l'intervista per dirvi la gravità della situazione. Poi sì, avremo Caivano 2, 42 milioni di euro, meraviglioso, ma attenti, finalizzato soltanto alle strutture, e questo mi preoccupa. Infatti, perché preoccupa? Mi preoccupa perché è come costruire i grattacieli del deserto. Per cui a cosa servono delle strutture se non si vede poi subito, appena finite i lavori, utilizzarli in maniera logica, in maniera programmatica? Infatti io proprio conto di creare accanto a questa ristrutturazione esclusivamente legata alle strutture un movimento che garantisca l'andamento dei lavori serio, quindi chiederò un patto di legalità a tutte le ditte che prenderanno gli appalti e chiederò una forza morale che dia un contributo, una spinta, una programmazione a tutte quelle situazioni da sviluppare immediatamente, contemporaneamente, perché se noi non facciamo questo non rischiamo di fare nulla. Marco, vai avanti. Questione di sicurezza, padre Antonio. Lei poc'anzi faceva riferimento a questo furto che avete subito nei giorni scorsi e ha anche menzionato il crack, questa maledetta droga che parte da Ballaroma, che ormai sta raggiungendo un po' tutte le periferie, un po' tutte le fasce della città. Anche a Borgo Nuovo c'è il problema crack, c'è un problema di tossicodipendenti appunto legati a questa sostanza. Ma ricordiamoci che proprio in questi giorni a 2 chilometri da qui, cioè nel quartiere Noce, hanno trovato una casa addirittura dove hanno trovato 500 dosi di crack. Pensate, se ci sono 500 dosi di crack a 2 chilometri da qua, chissà quanto crack ci sarà in giro in tutta Palermo. Qua si parla di migliaia di persone che fanno uso di crack. Si diceva con Zavattelli l'altro giorno in un convegno che sicuramente ci sono almeno 5.000 persone, quelle che si sanno, che fanno uso di crack. Noi dobbiamo intervenire subito su questo con i giovani. Ecco perché parlavo di programmazione, di interventi logici che diano delle risposte concrete sul mondo del lavoro, sul mondo del volontariato, su delle attività ai ragazzi ma seguite, non abbandonati a se stessi, e quindi è urgente che noi come società civile ci mettiamo insieme a fare forza per dare dei contenuti alla gente di Borgo Nuovo e io direi di Palermo. Assolutamente, Michele è un padre, un parroco, un punto di riferimento, come avevo detto poc'anzi, e soprattutto il suo impegno, la sua dedizione va anche oltre questo quartiere, che lei ha più volte definito nel corso di questo intervento, ma anche nel corso delle interviste che lei ha rilasciato negli ultimi mesi, una periferia appunto abbandonata. Allora, sì, gli investimenti, ma gli investimenti mirati, investimenti che ovviamente siano fatti con logica e soprattutto con raziocinio per permettere insomma a questo quartiere, a questa periferia di oltrepassare questo stato di abbandono. Ricordiamoci che la parrocchia di Borgo Nuovo, la chiesa, è nata nel 1958, fu fatta proprio con i metodi mafiosi, cioè senza controllo reale, quindi cemento depotenziato, poco ferro, sabbia di mare. Noi da 14 anni, anzi da 20 anni, abbiamo la nostra parrocchia chiusa per questo motivo. Quindi noi faremo di tutto perché ci sia questa forza morale, ecco perché vogliamo fare un patto di legalità tra gli appaltanti, perché i lavori siano fatti ad opera. Michele. Mi sembra una come prospettiva assolutamente importante e necessaria. Le volevo chiedere solo questo, ma le istituzioni locali, prima ancora dell'intervento di Caivano che voi aspettate, con tutte le caratteristiche
che ci diceva prima, non contribuiscono in qualche modo a darvi una mano, a affiancarvi? Allora io sono un tasto dolente. Io sono convinto di una cosa, che se non ci fosse stato Caivano 2 a Borgo Nuovo sarebbe rimasto tutto come prima, cioè nel nulla, il nulla. Questa è una risposta abbastanza concentrica, ma soprattutto dettagliata, perché apre tante strade, Michele, soprattutto perché questo parroco che abbiamo appunto presentato oggi, ma che conosciamo da diverso tempo, più volte ha detto che le istituzioni qui a Borgo Nuovo non si sono mai viste. Ci lasciamo con l'amaro in bocca, padre Garau. Noi speriamo naturalmente di averle dato una mano, complimentandoci per il suo prezioso lavoro che fa, ma chiedo al mio collega validissimo Marco Gullà magari di continuare un po' a indagare e vediamo se si può finalmente ricucire questo rapporto fra Borgo Nuovo e le istituzioni comune di Palermo, le altre istituzioni locali, comitati di quartiere e così via, in attesa dei finanziamenti di Caivano che saranno vagliati da padre Garau. Intanto noi ci lasciamo qui, appunto con la mano in bocca, però noi raccontiamo i fatti come sono e con le testimonianze importanti. Dimmi Marco. Ti dicevo comunque... Sì, la speranza è l'ultima a morire, come suol dire. Noi abbiamo vicino il sindaco, abbiamo vicino la giunta, però, ecco, come ti dicevo, dobbiamo insieme lavorare seriamente proprio guardando i risultati e il futuro. Questo è il messaggio che io oggi, grazie a voi, desidero lanciare. Guardiamo al futuro, specialmente il futuro dei bambini, dei giovani, della gente tutta. Messaggio prezioso, importantissimo. Grazie padre Garau e grazie naturalmente a Marco Gullà che ha condotto il nostro collegamento. Noi adesso rientriamo in studio, è il momento dell'almanacco. Ma come si fa a quantificare la luminosità di una stella? In astrofisica si utilizza una scala, detta scala di Bortle, che va da 1 a 9. È stata introdotta nel 2001 ed indica il grado di inquinamento del cielo. 1 significa che il cielo è totalmente limpido e 9 indica il cielo urbano. La luce di sorgenti artificiali, specialmente in ambiente urbano, ostacola l'osservazione del cielo notturno, perciò si vedono solo i corpi celesti più luminosi. Maggiore l'inquinamento luminoso, meno stelle sono visibili nella zona. Il 17 marzo 1861 nacque un nuovo paese in Europa, l'Italia. La legge che sanciva l'unificazione fu firmata da Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il regno aveva come capitale Torino e contava 22 milioni di abitanti. Si realizzava così l'idea romantica del bel paese, unito in una sola nazione, vagheggiata da Dante 6 secoli prima. Beh sì, tocca a lui, è Marco Amato con l'oroscopo in diretta. Ciao Marco, ci sei? Sì. Ci sono, buongiorno Michele, buongiorno Sicilia, buon inizio settimana. Oggi c'è una tazzina, cos'è? Esagonale, ottagonale, come... Allora, è esagonale, ed è spaltata di azzurro dentro, ma quello che è più importante è che è di pietra fuori. Ma che raffinatezza, grande Marco. Allora, tocca a te, prego. Allora, proprio perché sono partito da una bella tazza in preta, vi parlo della preta più bella d'Italia dopo il Sanremo ultimo che è avvenuto, ovvero di Rose Villain, un personaggio che mi ha molto colpito proprio per il suo look e per la sua bellezza semplice, prorompente e sofisticata allo stesso tempo. Cosa accade proprio in questo periodo? Dopo Radio
Sakura e Radio Gotham esce Radio Vega, ovvero una trilogia di album dall'autrice dedicato proprio al suo percorso musicale canoro. Rose Villain ha una serie di healing molto importanti proprio perché ha studiato a Los Angeles, in America, rock, e si è proprio titolata musicalmente. Ha un percorso molto interessante ed è riuscita a passare nel giro di un paio d'anni da una nuova proposta a una big a Sanremo. Allora, la particolarità che la caratterizza è sicuramente il suo stile molto femminile, molto bello e contemporaneo. Rose è una cuspide cancro leone, quindi a reggere i suoi valori zodiacali è proprio la luminosità dei luminari, Sole e Luna. Quella cuspide nello zodiaco ha una particolarità molto forte, molto importante, ovvero si passa dalle luci notturne a quelle diurne. L'uscita, la nascita, il venire fuori è proprio tipico di quei gradi zodiacali tra Cancro e Leone che elogiano la luce, quindi l'esistenza stessa, in tutte le sue forme. Cosa accadrà? Ebbene, un successo assicurato, proprio perché non solo è dell'89, nei suoi valori zodiacali concorre anche il pianeta che più di tutti serve a fare successo, Giove. È nata con un buon Giove e le auguriamo quindi tutta la luce possibile. Andiamo ad oggi, e quindi Luna in Scorpione, che rende protagonisti i segni d'acqua nello zodiaco, quindi Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa accade con una luna così conturbante e misteriosa nello zodiaco? Allora, per Ariete è una luna abbastanza distante, ma una luna che in gradi lo riconduce un po' alla routine, al lavoro e alle piccole comunicazioni quotidiane, anche se oggi qualcosa potrebbe farvi innervosire. Stiamo calmi. Toro, luna d'opposizione per voi, perché in Scorpione, quindi un gioco di tensioni tra voi, il partner, tra voi e gli altri. Quando la luna è in opposizione al nostro segno dobbiamo rivedere un po' l'approccio che abbiamo con le altrui persone o con chi siamo legati sentimentalmente. Gemelli, è una luna assolutamente stimolante da un punto di vista intellettuale, proprio perché prolifera di idee. Qualcosa di nuovo e di inaspettato vi investirà. Cancro, luna di trigono per voi, quindi una luna molto potenziata, la luna, la vostra signora zodiacale, per cui acquisirete una forza passionale notevolissima in questa configurazione. Leone, luna contro oggi, quindi cari leoni, oggi dovrete essere un po' bravi a parare le tensioni che si verificheranno nei luoghi di lavoro o in famiglia. Vergine, luna super congeniale, ed inizio una settimana per voi Vergine molto più leggera, quindi coraggio, sursum corde, come dicevano i latini, e rincuoratevi di una luna che porta alla comunicazione affettiva. Bilancia, quando la luna è nel segno succedente diventa tutto più concreto, quindi i sentimenti hanno bisogno di essere razionalizzati, ma non troppo. Si chiamano sentimenti, non ragionamenti, cari Bilancia. Scorpione, protagonisti indiscussi della giornata, oggi avete un abbraccio romantico, un qualcosa che vi richiama al senso dell'appartenenza a qualcosa. Sagittario, una giornata oggi un po' percettiva, un po' piena di dubbi, proprio perché la luna quadra comunque a Plutone ed è alle vostre spalle, nel segno precedente, quindi vi rende un po' più emotivi. Capricorno, luna congenialissima per tutto quello che sono i lavori di squadra, dateci dentro, oggi avrete tutti a vostra disposizione. Acquario, luna di quadratura pure per voi, qualche dubbio, qualche incertezza e un certo senso di stanchezza, dateci dentro in serata e le ombre saranno dipanate. Pesci, protagonisti anche voi, perché una bella luna di trigono e con tutto il carico planetario che avete oggi non potete desiderare di più in termini sentimentali. E detto questo, auguro a tutti un bellissimo inizio settimana, una buona luna Scorpione. Buongiorno Sicilia e buongiorno Michele. Buongiorno a te, buon caffè caro Marco amato. A Luca, a te la parola per ancora una spigolatura sui quotidiani. Allora, due notizie, due curiosità. Avevamo visto la foto di Francesco Totti prima nel manifesto in Russia. Già.
Francesco Totti invitato, eccolo qua, a un evento a Mosca da una società, da un network di sport e scommesse sportive, diventa un caso, quindi Totti, l'evento a Mosca diventa un caso, l'appello di Più Europa, ripensaci, perché appunto viene annunciato come un grande idolo, no? Nel poster c'è scritto l'imperatore sta arrivando e poi i numeri romani, e qui insomma si divide la politica, ci deve andare, non ci deve andare, l'opinione pubblica, secondo te deve andarci o no, Michele? Importante. Dico, deve andarci secondo te o no? Bella domanda. Tu mi vuoi fregare, ma io non ti rispondo. Astieniti, in questi casi dice mi astengo. Deciderà il capitano, un capitano. Deciderà il capitano. Altra questione, queste sono sempre le questioni, insomma, del politically correct. Allora, Biancaneve, la favola di Walt Disney, diventa un caso a Hollywood per il politically correct. Allora, è stata Biancaneve com'è di solito? Con gli occhi azzurri, la pelle bianca, no? La carnagione bianca, insomma è quello il modello Biancaneve, no? Il modello Biancaneve scelto invece è una donna latina, con sembianze latine, proprio perché negli Stati Uniti bisogna essere inclusivi, ormai anche nel cinema bisogna essere inclusivi, ma la storia qual è? Che la strega è diciamo pro-Palestina, mentre la Biancaneve è, anzi una è pro-Israele, la strega è pro-Israele, mentre la Biancaneve è pro-Palestina, e quindi anche qua scoppia la guerra al cinema, capito come è finita? Neanche più Biancaneve lasciano in pace. Diciamo pace, facciamo così. E vi lasciamo con un compleanno sonoro, un brano rap, Dimmi che c'è. Grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia.